e di questa magnifica serata, di questo premio. E voglio dedicare questo premio ai miei colleghi che hanno delle canzoni meravigliose, alla mia famiglia, una parte della quale è qui, e a tutti voi. Grazie. E noi siamo stra felici di eravamo un po' preoccupati. Io ti ho conosciuta, ero entrata da poco in Voci per la Libertà quando hai vinto il premio nel 2010 e ho un ricordo meraviglioso di questa splendida donna che è fantastica ma altrettanto normale. E come dico normale è un gran complimento. Eravamo, chissà, 10 anni, come cambiamo, se riusciremo a ritrovarci, e noi siamo strafelici di averti ritrovata, quindi bentornata. Anch'io. Evviva Amnesty International e Voci per la Libertà. Abbiamo un ricordo bellissimo di quella serata, eravamo a Villa Dose sì. E della pioggia, a un certo punto a metà concerto, per aver consegnato il concerto, ma Carmen indomita, imperterrita, continuava a suonare. C'era il diluvio universale, io non ricordo potete che immaginare. sbracciavo dal palco, dobbiamo chiudere, e Tu a rischio, ho staccato il jack, Hai staccato il jack della chitarra perché ho detto è a rischio la vita di tutti. Noi Carmen la vogliamo ancora per tanto tempo, per cui acqua ed elettricità non vanno d'accordo, chiudiamo tutto qui. Una serata bellissima. Senti, si parlava appunto dell'uomo nero, di questo mostro, di questa dittatura, di questa ipotetica dittatura, che è un mostro che avanza, che può riproporsi anche oggi più che mai, anzi, che è sempre presente. Quando si abbassa la guardia su noi stessi, su ciò che ci dà più nutrimento, che è la conoscenza, la cultura, il tempo da dedicare all'approfondimento, agli effetti, ecco che c'è una crisi, e dalle crisi di solito vengono fuori le dittature. Il mio uomo nero mi fa tanta paura, e poi l'uomo nero nell'immaginario è proprio un uomo che fa paura. Io mi auguro che non si materializzi mai l'uomo nero nel cuore. Ti faccio l'ultima domanda, che è un po' personale, perché Carmen ti diceva quante cose sono cambiate. Noi ti abbiamo ritrovato Carmen mamma. Sì. Carmen mamma com'è cambiata nel frattempo? È più apprensiva? Sì, sono più emotiva, tipo in questo momento sto morendo, sono sotto shock. Dov'è che sta facendo, con chi? No, con chi lo saprai sicuramente. Mi ha appena lasciato un messaggio, mio figlio si chiama Carlo, mi ha appena lasciato un messaggio così, cerco di imitarlo. Mamma, ma manchi! Era meglio, più chiaro di così, ed è lì che ti sciogli. Un accentino catanese proprio bello marcato. Io ovviamente da quando sono mamma ho un altro sguardo sul mondo, e chi è genitore insomma lo capirà, e anche chi non lo è, perché si può essere genitori in tanti modi, e ho una lente che magnifica tutto, quindi cerco di celebrare la vita, perché questa vita se lo merita. Alla fine, con un po' di sforzo, la bellezza delle cose ama nascondersi, con un po' di impegno si può arrivare alla bellezza delle cose. Certo, in un tempo di un tweet non è proprio il caso. 160 caratteri, 160 caratteri sono un po' troppo pochi. Dobbiamo ritrovare il tempo. Carmen, noi siamo qui per consegnarti ufficialmente il premio. Io inviterei a salire sul palco Ileana Bello, che è la direttrice generale di Amnesty Italia, e Francesca Corbo. Insieme ti consegneranno, c'è la consegna ufficiale, rituale del nostro riconoscimento. C'è anche una motivazione. Allora, direttrice. Buonasera ragazze, ben ritrovate. Ben ritrovate. La leggiamo insieme. Allora, a Carmen Consoli per la seconda volta il premio, e questa volta per il brano L'uomo nero. E l'uomo nero denuncia le narrative sovraniste, velenose e divisive, direi che è abbastanza attuale, che in questi anni sono diventate purtroppo popolari in molti stati, e come vediamo ovviamente anche da noi. E con sarcasmo Carmen ci mette in guardia da quello che può succedere senza la cultura, la conoscenza, e oggi l'hai detto anche durante la conferenza stampa, dell'altro, la conoscenza dell'altro, che è fondamentale, e il rispetto dei diritti umani. Ecco perché siamo qui stasera, e grazie tante. E consegniamo ufficialmente il premio dell'edizione 2022
Voci per la Libertà, il premio Amnesty a Carmen Consoli. Questo la metterò vicino alla foto del mio papà. Carmen, questa è una bella dedica, devo dire, è una bella dedica, noi questo ti ringraziamo di cuore. Grazie a te noi libereremmo volentieri il palco, anche perché Piano, Ma se mi volete fare qualche corretto, un balletto, se vuoi ce lo chiedi, guarda, hai il pennarello, sarebbe fantastico. hai il pennarello, hai il foglio a disposizione, quindi siamo pronti ti per faccio te. questo video. Ma il siamo... pennarello mi ricorda il sole. Esatto, allora accendiamo questo palcoscenico che è già acceso, ma con la luce di Carmen Consoli, live questa sera a Rosolina Mare. Grazie veramente. Il giusto equilibrio tra istinto ed ingegno, un piede fuori e l'altro dentro, un calcio alla botte e poi mancabilmente al cerchio. Dovrò decidere, dovrò convincere, è la paura il sentimento che unisce. Saprò difendere a oltranza il mio confine, ho un arsenale di slogan per vincere. Oh, mai più era il momento di tornare dall'inferno, nessun libero dissenso prenderà sto muso nero. Poi avanguardisti a tempo di tornare allo scoperto, sono il vostro condottiero, grazie al cielo un uomo vero. Ho in mente un piano perfetto, lo scopo supremo che avalla ogni mezzo. Io sono l'uomo prescelto, l'antidoto ideale a questo mondo indomito e perverso. Dovrò decidere, dovrò convincere, saprò ingoiare fango per sopravvivere. Ritorneranno certezze e culle piene, donna potrai onorare ancora il tuo dovere. Oh, mai più era il momento di tornare dall'inferno, storpi e artisti debosciati, preparatevi bagagli, bandi avanguardisti a tempo di tornare allo scoperto, sono il vostro condottiero, forse rude ma sincero. Ho in mente un piano perfetto, un fine strategico, tiro ad effetto. Dovrò decidere, dovrò convincere, saprò inventare un nemico terribile. Potrà sembrare una scelta illiberale, lasciate che sia uno solo a parlare. Vieni a noi grande fratello, lascia i baffi nel cassetto, con scaltrezza e pugno fermo, questo buco che fa meglio. Rottamiamo il medioevo, motorino, sacco a
solo